Io ero in quel momento fuori di un'osteria e due persone uscivano e avevano un cartiglio sotto il braccio e diceva questo: vedi, questa qui è una macchina, un'automobile disegnata. Perché allora non c'erano le macchine, quando io ero piccolino ce n'era qualcuna rarissima e vederne una disegnata così, io mi sono quasi impressionato, ero felicissimo e guardavo e vedevo la maniglia che è disegnata bene su questa carta, poi c'era la serratura, c'era questo, c'era quello, c'era un sacco di cose così. Io stavo scoprendo come nasce una vettura e questa cosa mi ha, diciamo, portato avanti col pensiero che ogni cosa che vedevo dicevo: questa qui si potrebbe fare così, questa qui si potrebbe fare colà. Allora ho cominciato a studiare disegno subito, avevo 11 anni, andavo a scuola al mattino, al pomeriggio disegnavo e se no facevo vacanza sempre, spesso e volentieri. Di notte, per non farmi né vedere né sentire, mi alzavo delle volte perché mi rullava qualche idea interessante. Andavo giù, accendevo una candela, mettevo due sedie sopra la tavola e le coprivo perché non si sentisse né rumore né si vedesse spiragli di luce sotto, eccetera, eccetera. E perché dicevo, se domani mattina devo andare a scuola, caspita, dico, come faccio io a fare questa cosa qui che ho visto, eccetera. E allora mi mettevo lì come si dice, mi levavo diciamo la smania che avevo addosso. Si ricordi che ogni volta che apriamo gli occhi e vediamo, noi ci rappresentiamo quello che vediamo. È una rappresentazione la nostra, non è la verità assoluta di quello che vediamo. Perché se lei chiude gli occhi e li apre di nuovo, non vede più quella, ne vede un'altra. E se li apre e chiude 10 volte, 100 volte, lei le vedrà ogni volta diversa. Perché? Perché noi non vediamo mai la totalità, vediamo sempre in parte a seconda del nostro interesse interiore che viene misto e smistato dalle nostre componenti interiori, perché c'è l'inconscio che lavora per conto suo e noi altri non possiamo controllarlo facilmente. Sa cos'è l'arte? Ecco, l'arte, se dovesse essere presa sul serio, è una realtà pura. Non è la realtà che vediamo con gli occhi, è una realtà pura che sta dentro di noi. Dove sta? Nella nostra coscienza. L'uomo
ha una coscienza che ha il potere di andare oltre la natura verso l'eterno assoluto. Le persone importanti sono semplici, la semplicità è la cosa, è la loro forza. Lino Di Netto l'ho conosciuto oltre 50 anni fa, nel più importante locale dove ho lavorato per tutta la vita, si può dire, e da allora abbiamo mantenuto un'amicizia e quando ho avuto l'occasione ho preso qualche sua opera importante, così ho impreziosito questa osteria, questa casa.